Bella raga, c'ho tutto il comandone veneziano, allora andiamo che a fare la partita con Boston abbiamo già un'offerta dei Pacers ma che rifiuta lo scambio categoricamente. Perfetto, siamo contro i Celtics di Larry Bird e Robert Parrish, quindi comunque una squadra storica che ha vinto tanto. Ma adesso tocca a noi, alla Suns Arena. C'è tensione nell'aria. By Johnson, Hornacek, Miley, Chambers e Luke Longley. Dai ragazzi. Boston è una squadra che amo. Forse la mia squadra preferita in assoluto, Torino Chicago, che è un'altra cosa. Cioè Chicago non la considero. Phoenix, vabbè, mi sta simpatica, perché ho avuto già dei giocatori che ho amato, tra cui Steve Nash. Ma Boston è Boston, ragazzi, il fascino di Boston, inimitabile. E adesso vediamo cosa combiniamo. Larry. Si comincia subito con un fallaccio. Il primo libero va a segno. Il secondo è un mattone obeso. E subito Hornacek tira un mattone che non mi aspettavo, da solo. Attenzione. Subito un 0-3 micidiale. Kevin Johnson. Vai Chambers. Contro Larry Bird è dura, ma lo mette. Bravo Chambers. Ho bisogno dei punti di Chambers. Ne ho molto bisogno. Siamo all'inizio della stagione. Attenzione a Bird che è comunque micidiale e diventa free agent il prossimo anno. Proverò a prendere Lewis. Mamma mia. Mamma cosa ha messo Lewis. Cosa ha messo Lewis. Qua Johnson frega tutti. Grande. Grande Kevin. Bisogna difendere meglio, mi ha difeso malissimo finora. Parrish. Larry. E la sbaglia Larry e godo. Hornacek. No Jeff, mamma mia, i primi due tiri veramente brutti. Boston pompa però, Mamma mia, mattone qua di Boston e godo. Siamo partiti lenti entrambi, Kevin Johnson. No, ho sbagliato, se non pensavo fosse Meyerly, cazzo. Mamma mia che mattoni che sto tirando. Zio Ken. Calma. Calma. E relax. Giochiamo facile. Ok, bravo Luke. Facciamo le cose semplici. Bellissimo. E Luke la mette. Bravo Luke. Devo difendere meglio però Larry. Stoppata di Longley. Mamma mia Longley su Bird. Sto tirando malissimo da fuori, però cosa che invece facevo bene nella gara con Houston. Male, 4 minuti, tantissimi errori.
Questo è quello che mi riesce meglio adesso e questo è quello che dobbiamo fare. Longley Johnson. Mamma mia come gioca Boston, però zio Ken, anche loro in parabola discendente come lei. Chambers, ancora contro Bird, e bravissimo Chambers. Giochiamo semplice oggi. No, non lasciamoli così, ma troppo solo e prende anche il rimbalzo. Stoppone mostruoso però. Johnson non è fortissimo da 3. Mamma mia, quanti sbagli. Qua Larry ci ha fatto un punto pesantissimo purtroppo. Non posso parlare forte ragazzi perché è tardino, Ma zio Po. Dobbiamo veramente riordinare le idee. Passaggio osceno di West. Dai. Qua serve il miglior Hornacek però, Questo è buono. Solo rete. Grazie Jeff. Grazie Jeff. Grazie Jeff, ci ha riportato subito. Bene, però punteggi bassi. Tanti errori, attenzione. È ancora stoppata, però grandi stoppate di Phoenix oggi. Affidiamoci a Jeff. No, brutto errore questo, faccio tanti errori oggi, Perde palla a Boston ma la recupera, che culo, adesso fanno anche la tripla magari. Non ci credo. Fortunata qua Boston. Bravissimo. E West la sbaglia, zio cane. Difendiamo malissimo oggi. Oggi si difende proprio male, E ancora Jeff. Mamma cosa ha messo Hornacek. Meno male che c'è Jeff, signori. Ma dobbiamo difendere meglio, la sbaglia, godo. Vai Jeff. Siamo molto coperti. Miley. Questa speravo in qualcosa di meglio. Dovevamo metterla questa. Allora, raddoppio sbagliato, zio povero. Male, molto male. Bravo Miley. Non ci credo. E perdiamo anche rimbalzo. Niente, oggi proprio non deve entrare, dai. Ho capito. Oggi non deve entrare. Guerra recupero qua. Vai Ceballos. Cedric Ceballos. Partita tiratissima, raga. Difendiamo però, raga. Grandissimo, grandissimo Meyerly. Fallo, bravo. Grande recupero di Dan Meyerly. Primo libero della linea della carità messo a segno e godo. E anche secondo, 2 su 2. Ottimo. No, da là. Mamma mia.
Ragazzi, Hornacek e Longley ci hanno messo 2 punti sopra, hanno fatto 7 punti in 20 secondi. Ecco, mamma mia, partita tiratissima ragazzi oggi, eh. Vai. Hornacek da 3 comunque è una sentenza mostruosa, quanto lo amo Hornacek. Maierle finora un po' in ombra oggi, eh. Smentiscimi. Niente. Che fatica Beppe. Bravo Dumas. No, non perderla. Potevo provarla. Mamma mia, Hornacek. Niente. Tanti errori, tanti errori. No, Larry, no. Porca troia. Larry Bird, una bestia. Anche da vecchio. Bravo Hornacek. Bravo Jeff, dai. No, questo non è mai fallo. Comunque anche Longley, grande prestazione. Longley è stato un gran colpo. Giochiamo punto a punto. No, a vuoto così no. Brutto errore qua. Brutto, brutto errore. Allora. Hornacek è stanco però, eh. Facciamo una cosa. Allora abbiamo Kevin Johnson. Mettiamo tutti i bestioni. Non possiamo fare altrimenti. Dai, dai Kevin, per piacere. Prendi in mano la squadra. Bravissimo, e Luke la mette. Quanto mi gasa Luke. No, no, sti errori però, mamma. Quando si gioca punto a punto è sempre dura. Ecco, errore che forse mi costa la partita. Brutto errore questo. Bravo Kevin, dai. Un possesso di svantaggio, ma palla a Boston. Difendiamo bene per piacere. Attenzione Bird contro Chambers. Ciao. Non si trova il pertugio. Ti prego non sbagliare. Non puoi sbagliare da là però, dai. Ma va bene. Quando fai questi errori è giusto che perdi. E questa rischiamo veramente di perderla, eh? Mairi, ti prego. Boom, solo rete. Dai. Difendiamo con ordine, raga, con ordine.
Mi ha proprio beffato in maniera atroce. Longley stanchissimo, questo è il problema di Longley. Bravo, bello questo è un grandissimo passaggio di Johnson. 4 punti però sono tantini. Ma come gioca Larry però, e prende anche il rimbalzo. Bravo Kevin, dai. Sempre meno 4, ma dobbiamo difendere meglio. Soprattutto su Larry Bird, che sembra molto ispirato oggi qui alla Suns Arena. Niente, le mette tutte, Fioi. Le mette tutte, purtroppo. Purtroppo le mette tutte il porco. Bravo, dai. Se ne sbaglieranno una anche loro. Bravo Longley. Vai ora, se ti prego. Non ci credo. Sono proprio sfigato, però, Mamma mia. Vabbè, va bene. Va bene. Questa la perdiamo di poco, ho paura che la perdiamo. Chiaramente Boston gioca con il cronometro. E trovano... Vabbè. Va bene. Ho bisogno di una tripla assolutamente per entrare in partita, se no è dura. Ti prego Jeff, non tradirmi adesso. Buono. Triplona di Hornacek, meno 3. Triplona di Hornacek, scusate se non urlo, Fioi, ma è tardissimo. Sì, ma perché i miei non difendono? Va bene. Bravo Johnson. Mamma mia che match. Vediamo se Larry mette anche questa. No, Longley recupera. Bravo Luke. E qua abbiamo Hornacek. Ti prego non perdere Longley. Bravo Longley. Meno 1. Partita durissima. Guarda cosa ha messo sto mignottone. Non ci credo, è errore che mi costa la partita. Incredibile. Boston mi regala un altro possesso. Datemi Hornacek, datemi Hornacek. È marcatissimo Hornacek ovviamente. Ti prego Jeff. Meyerly! Finisce qua, che sfiga.
Due occasioni, sprecate entrambe. Vabbè. Vediamo il tabellino. 19, 2, 2 pochi assist, Dionasek Longley 16-7, Kevin Johnson 15-10, bene. Vabbè, è mancato tanto. Gli assist di Dionasek sono un po' mancati però, Arriva la sconfitta. Adesso ci facciamo, vorrei arrivare fino alla partita con Sherrod, sinceramente. Allora, vai. Cazzo. Sistema roster manualmente. Minimo 14 giocatori, ok. Quindi devo prendere qualcuno, insomma. Vabbè, prendo questo, cioè... Perfetto, molto bene. Non c'è nessuno, sono tutta gente in free agent merdosi. Ne abbiamo uno bravo da 3 almeno. Ah, 36 anni. Vieni. Perfetto. Quindi siamo a posto. Siamo a posto. Lei istruzioni manualmente. Boh, dai, ci siamo, rompete i coglioni. Sconfitta anche contro Atlanta. Ai ai ai. Ok, attenzione. Merda, Kevin Johnson infortunato. Dio Cristo. Questo è un brutto colpo, Questo è un brutto colpo. Facciamo così, spostiamo Hornacek qua. Madonna, ma non abbiamo una... Siamo veramente nella merda, Ci tocca fare così. E Kevin Johnson fuori, Mettiamo qualche minuto in più. Ok, questo è bravo da 3. Mettiamo Ceballos 32. Hornacek ne deve fare un po' di più però, Che sfiga, oh. Possiamo fare 5 minuti. Ok. Mamma mia, crisi nera. Andiamo direttamente alla partita con Charlotte, dai. Mamma mia. Dumas, 2 mesi. 2 mesi. Mamma mia. Sarà riceve la prima scelta del 94. Option. No, no, assolutamente. Mamma mia. Che disastro. Questa la giochiamo, ne abbiamo vinte un paio, almeno per fortuna. Andiamo a vedere come siamo messi. Male male. Mamma mia. Allora, vediamo i rotti. Johnson, mi dice quanto? Non mi dà ancora per quanto infortunato. Bene.
Però dai, potrebbe rientrare a breve, però non mi dice da quanto è rotto. Niente. Contusione all'anca. Niente. Vai, aspettiamo qua. Sì, ma adesso però mi fa ste robe, sinceramente. No, io voglio giocare con Longley, punto. Ecco. E Longley è il mio giocatore, punto. Vai, andiamo così e pazienza. Vediamo quanti minuti abbiamo. Cioè, ora ci facciamo un'altra partita e vediamo un po' intanto. Capi classifica, MJ ragazzi, scarso. Allora, mi dice però cosa? No, non voglio vedere queste. Rapporto matricola. Adesso facciamo una bella cosa, guardiamo classifica NBA. Allora, beh dai, 9-6 non siamo messi malissimo per il momento. Nella Eastern. Cioè, scusa? Chicago 7-6, mamma mia, cioè Charlotte sono primi ragazzi. Ma la partitona questa ce la facciamo, vai. Partitona di Charlotte, Chicago in difficoltà. Chicago in difficoltà. Credo che siamo senza i nostri migliori giocatori, veramente una sfiga atroce. Cioè perdere più che altro Kevin Johnson, veramente sfiga atroce. Vai. Ma possiamo comunque far bene. Vai. Contro gli Hornets primi nella Eastern Conference, incredibile. E cominciano anche così. Vediamo sto Thompson, ma già, mamma mia. Guardate che piccolo. Longley prende subito il rimbalzo, Miley, boom. No, non la prende ancora Longley però, e non lo mettiamo, cioè ragazzi. A finire che le simulo in maniera diversa però. Ecco, non capisco perché si stronzate, comunque, va bene. Mamma mia, questo play fa schifo. Vai Chambers. Questa deve mettere, grande Chambers. Se devo capire se posso fare qualche scambio, ho bisogno di qualche giocatore. No, ma dov'è il fallo, dai? Non avevo capito sto fallo. Loro le mettono tutte. Cosa fa Longley? Bravo Thompson, dai. Fa addirittura assist di Longley, ragazzi. Luke Longley, la bestia. Maxi Books qua, questo è quanto basso è sto qua. Bravo Longley, bravo. Ma è Hornacek che è la nostra stella. Da casa sua, solo rete. Da casa sua ragazzi, da casa sua. Bravo Jeff. Occhio quei raddoppi.
Qua mi fregano sempre, cazzo. Tanto piccolo Maxi Box, ma bel giocatore. Bravo Marley. E sono 2 punti facili facili. Bah. Addirittura vai Lonetta con il tiro libero supplementare. Mamma mia che libero. Bravo Longley, dai. Maierly ed è ancora solo rete. Dai ragazzi, questa la dobbiamo vincere. Da solo. Mamma mia la sbaglia, godo. Vai Thompson. Alley-oop sbagliatissimo, cosa volevo provare? La coglionata ho fatto. La coglionata delle coglionate. Larry Johnson, bel giocatore. Hornacek, vai Jeff. Longley ci prova e la insacca. Grande look. Ancora da solo. Possiamo lasciare... Non possiamo lasciare però ste palle. Bellissima stazione. Sublime, bravi. Che Longley dai liberi vediamo. Niente. Il secondo va però, bravo Luke. Attenzione. Da solo questo è un triplone brutto. Triplone brutto, Charlotte pareggia. Vai Cedric. Ceballos. Stiamo giocando bene, ma come sempre la difesa è il nostro tallone d'Achille. Bello, bella azione. Grande Charlotte. Sono i primi della classe, ragazzi, nella Eastern Conference, si vede. Stanno giocando molto bene. Ma c'è Longley, signori. C'è Luke Longley. C'è il grande Luke. Sti fali li odio. Dai, speriamo che Longley migliori presto la resistenza perché ci serve come il pane. Dormiamo, non riusciamo a fermarli. Bravissimi, velocissimi anche. Grande, l'occhialuto. Attenzione. No, mamma mia. No, la tripla ti
Stiamo regalando tripla manetta. Meyerle, ti prego. Niente. Bravo West. Bravo Meyerle, bravo anche West. Rimbalza e poi un bel pick and come. Ancora da soli, però, cioè, basta lasciarli da soli per piacere. Questa è una bella tripla, hanno tirato un mattone. Mattone osceno, purtroppo. Mattone osceno. E questo lo mette secco. Adesso sarà il triplone di Meyerle, lo so. Non mi tradisce mai in questi casi. Niente, peccato. +1 Charlotte. Siamo in difficoltà anche oggi, perché chiaramente cerco di giocare con le più forti per fare la differenza, ma in questo momento la differenza non la sto facendo. -4 Phoenix. Ultimo quarto. Le dura Beppe. Bravissimo qua Meyerle. Non ci... No, vabbè, non può farmela perdere così. No, non l'accetto. Che schifo, me l'ha fatta perdere proprio apposta. E qua mi fa... No, non ci credo. Non ho parole. Ragazzi, devo prendere di nuovo tanto la mano, Longley. Sbaglia anche Longley. Quarto iniziato malissimo. Peccato, ne avete 3 triple consecutive di Hornacek nel terzo quarto. No, non mettiamo più una. Guarda cosa mi mette. -10. Partita, non dico finita perché sappiamo che nel basket non sono niente, 10 punti. Mamma mia, è che mi manca Kevin Johnson, ci avrebbe già rotto. I liberi che non li azzecco mai. C'è tanto da lavorare perché poi le sconfitte pesano nelle simulazioni. Quindi più ne vinco anche simulando, porca miseria. Adesso mette anche questa. Ma dai, era prendere in balzo Larry di merda. Ma va a cagare, dai. Male. Charlotte si vede che è prima comunque. Complimenti a Charlotte, ragazzi. Mamma mia, come ha marcato Hornacek. Ma le sbaglia anche questo. Troppi errori oggi. Larry Johnson ha fatto quello che voleva oggi. Tutte le mette, tutte. E un punto in 3 minuti, cioè. Bravo, mamma mia Longley, ragazzi. Meno male che c'è Longley. Ma dopo regalo sti punti, dico che cazzo serve fare belle azioni? Crisi nera, crisi nera.
Niente, mamma mia. No, sto forzando troppo. Bella stoppata. Ogni tanto qualcosa di bello succede. Ma no, neanche dalla media così. Bravo Maier, rimettila però. Ok. Bravo, Violet con il tiro libero supplementare. E lo mette, dai, meno 10. Il problema è che difendiamo col culo. Boh. A me non sembrava fallo questo, ma va bene. E tanto loro le mettono sempre. Oh, là, finalmente un errore. Dai Jeff, dai Jeff. Ho bisogno delle triple di Jeff. Niente. Però c'è Longley che prende il rimbalzo. Luke si migliora un po' nella resistenza, è una risorsa fondamentale. Ma non ci credo. Va bene, va bene, va bene. Bello questo, solo rete. Bravo Jeff. Difendiamo bene. Fallo inesistente. Longley a pezzi, però è fondamentale. Prende tantissimi rimbalzi offensivi. Bravo Chambers. Ora sei che a pezzi purtroppo. Eccola. Ecco l'errore che non devi fare. È così raga, purtroppo va così. Miglioreremo ragazzi, siamo solo al primo di qualche anno che dovremo fare. Ci sta. Guarda il nanetto, guarda il nanetto. E la mettono sempre loro, non sbagliano mai. 15 punti, 7 rimbalzi Longley, Guarda come ci prova e come la mette anche. Che giocatore. Sempre da solo e sempre rimbalzo. Dai che prendiamo rimbalzo, bravi. Longley è finito però. Dai Jeff. Bravissimo Jeff. Siamo ancora in corsa. No, da solo. Larry Johnson fa quello che vuole oggi, Bravissimo, non ci... Ah, ecco, no, perché mi girano i coglioni. Dobbiamo fare un miracolo.
Vai. E la mette ovviamente. Troppi triple provo forse, vai. Hornacek che è stanco e incazzato. Male, male, male. No, guarda cosa perdo, guarda cosa perdo. È ancora nostra, perdiamo tempo. Maier è più riposato. Non è male, ma lontana. Ci ho provato. Ci ho provato, raga. Abbiamo poca rotazione perché abbiamo gente rotta. Ciao. Salutiamo anche questa partita. Se avete qualche consiglio anche ragazzi datemelo. Vai, finita ragazzi, finita. Bravo Longley, di rabbia, di rabbia. Vai, finisce qua. Seconda sconfitta in casa. Giocata da noi, non va bene. Che lui è un tiratore. E sì, ma troppi errori forzati, veramente. Finisce qua 93-82. Male, male, male. Male, male, male. Migliore è sempre Longley, secondo me. Ok. Va bene, ci faremo sicuramente Utah e San Antonio. Sicure. Va buon raga, sotto il comandante veneziano, sono un po' triste. Record 9-7. Vediamo la classifica un attimo. Sono incoglionito? Ecco. Siamo quinti, non benissimo, però invece è incredibile. Charlotte 11-5, Chicago 7-6. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!